costruisci, stabilisci, riempi con ciò che manca e che non c'è. Le nostre relazioni familiari, o espresse in altri contesti, imitano il carattere e le intenzioni di Dio che ha manifestate già al principio. Infatti è scritto: con la saggezza il Signore fondò la terra e con l'intelligenza rese stabili i cieli. Pertanto costruire, stabilire, riempire saranno i tre verbi attivi per noi questa sera. Puoi fare ciò che Dio ha fatto nel principio ed è uno dei modi di rappresentarlo sulla terra, essendo a immagine e somiglianza sua. Quindi la saggezza sta nel costruire qualcosa. La saggezza è connessa a costruire ciò che non c'è e che riempie le stanze delle nostre relazioni. Proprio così possiamo abitare in stanze vuote oppure riempirle di ogni bene prezioso. Allora vediamo come, dandovi il benvenuto allo studio del venerdì con Proverbi 24. Dalla parola del Signore leggiamo e poi preghiamo insieme. Non portare invidia ai malvagi, non desiderare di star con loro, perché il loro cuore medita rapine, le loro labbra emettono malvagità. La casa si costruisce con la saggezza e si rende stabile con la prudenza. Mediante la scienza se ne riempiono le stanze di ogni specie di beni preziosi e gradevoli. L'uomo saggio è pieno di forza. Chi ha scienza accresce la sua potenza. Infatti, con sagge direttive potrai condurre bene la guerra e la vittoria sta nel gran numero dei consiglieri. La saggezza è troppo in alto per lo stolto. Egli non apre mai la bocca alla porta della città. Chi pensa a fare il male sarà chiamato esperto in malizia. I disegni dello stolto sono peccato. Il beffardo è l'abominio degli uomini. Se ti scoraggi nel giorno dell'avversità, la tua forza è poca. Libera quelli che sono condotti a morte e salva quelli che vacillando vanno al supplizio. Se dici, ma noi non ne sapevamo nulla, colui che pesa i cuori non lo vede forse? Colui che veglia su di te non lo sa forse? E non renderà egli a ciascuno secondo le sue opere? Figlio mio, mangia il miele, perché è buono. Un favo di miele sarà dolce al tuo palato. Così conosci la saggezza per il tuo bene. Se la trovi, c'è un avvenire e la tua speranza non sarà delusa. O empio, non tendere insidie alla casa del giusto, non devastare il luogo ove riposa, perché il giusto cade 7 volte e si rialza, ma gli empi sono travolti dalla sventura. Quando il tuo nemico cade, non ti rallegrare. Quando è rovesciato, il tuo cuore non ne gioisca, perché il Signore non lo veda e gli dispiaccia e non distolga l'ira sua da lui. Non ti irritare a motivo di chi fa il male e non portare invidia agli empi, perché non c'è avvenire per il malvagio, la lucerna degli empi sarà spenta. Figlio mio, temi il Signore e il Re, e non mischiarti con gli uomini turbolenti. La loro rovina sopraggiungerà improvvisa e chissà la triste fine dei loro anni. Anche queste sono massime dei saggi. Non è bene in giudizio avere riguardi personali. Chi dice all'empio, tu sei giusto, i popoli lo malediranno, lo esecreranno le nazioni, ma quelli che sanno punire se ne troveranno bene. E su loro scenderanno benedizioni e prosperità. Dai un bacio sulle labbra a chi dà una risposta giusta. Metti in ordine i tuoi affari di fuori. Metti in buono stato i tuoi campi, poi ti fabbricherai la casa.
non testimoniare senza motivo contro il tuo prossimo. Vorresti forse ingannare con le tue parole? Non dire come ha fatto a me, così farò a lui. Renderò a costui secondo la sua azione. Passai presso il campo del pigro e presso la vigna dell'uomo privo di senno. Ed ecco le spine vi crescevano dappertutto, i rovi ne coprivano il suolo e il muro di cinta era in rovina. Considerai la cosa e mi posi a riflettere, e da quel che vidi trassi una lezione: dormire un po', sonnecchiare un po', incrociare un po' le mani per riposare, e la tua povertà verrà come un ladro e la tua miseria come un uomo armato. Vogliamo pregare. Signore buon Padre, di fronte alla saggezza, di fronte alla conoscenza di Te, ma anche alla realtà delle cose di questa umanità, noi ci inchiniamo. Noi prendiamo coscienza dei nostri limiti, di tutto ciò che in qualche modo ci allontana, ci separa da Te, e invece questa sera vogliamo tentare attraverso la Tua parola e attraverso il Tuo Spirito ad entrare in questa relazione con Te, a cercarti, Signore, a trovarti per i sentieri di questi testi, Signore, attraverso i versetti di questo testo, Signore, questa sera possiamo incontrarti, possiamo realizzare questo rapporto fecondo, ricco e benedetto, Signore. Benedici il nostro stare insieme, benedici coloro che non conosciamo e che ci ascoltano da lontano. Ti benediciamo nel nome del Signore Gesù. Amen. Amen. Prima di costruire bisogna anche demolire. Ne sa qualcuno quando trova delle grandi strutture che vengono buttate a terra attraverso gli strumenti demolitori. Perciò prima di costruire bisogna anche demolire, se necessario, anche comportamenti, pensieri, azioni, che in fin dei conti non portano nessun beneficio nella nostra vita. Questo testo parte con dei non portare invidia, versetti 1 e 2, non portare invidia ai malvagi, non desiderare di stare con loro, perché il loro cuore medita rapine e le loro labbra emettono malvagità. Di solito si invidia ciò che è invidiabile, almeno umanamente è così. Se non fosse invidiabile, evidentemente i malvagi hanno qualcosa in loro che li rende invidiabili, attraenti, forse proprio legato al loro successo, magari a questa ingiustizia che praticano e in qualche modo che non trova mai una risoluzione. Nel nostro immaginario possiamo anche pensare che a loro va sempre bene. Diversamente, quale sarebbe lo scopo di legarsi a loro? Ci deve essere qualcosa che in qualche modo indirettamente ci attrae. Si parte questa sera attraverso una esortazione che è anche un divieto: non portare invidia e non desiderare di stare con loro. E sapete per quale motivo? Evidentemente si corre il rischio di imitare il loro modo di agire e di pensare. In qualche modo. Evidentemente, per natura, esiste un potere che alcuni esercitano, che è quello di influenzare, orientare gli altri. Infatti il cuore che medita rapine, ci dice il testo, si esprime attraverso delle labbra per far uscire la malvagità. Piuttosto possiamo pensare ad altro. Mi piace pensare che quando c'è un non ci sarà qualcos'altro che possiamo fare. È vero? Piuttosto possiamo pensare ad altro. Se non si invidia, allora possiamo scegliere di vivere e fondare e rendere stabili le nostre vite. Potendo introdurre una seconda porzione del testo biblico, lo farò con 2 Corinzi 5, 5 e 6. È scritto così: Or colui che ci ha formati, per questo è Dio, il quale ci ha dato la caparra dello Spirito. Siamo dunque sempre pieni di fiducia e sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore, poiché camminiamo per fede e non per visione. Allora cerchiamo di entrare adesso nel nostro tempo
siamo nell'era del sempre connessi, no? Qualche volta perdiamo il segnale del telefono perché abbiamo toccato quel famoso bottone che ci rende connessi con tutto ciò che è esterno a noi. Possiamo dire che siamo parte integranti di un'era tecnologica. È Dio che ci ha formati, questo è quello che sappiamo da Seconda Corinzi. È Dio che ci ha redenti, salvati per mezzo di Cristo. E sappiamo che sarà proprio Cristo a promettere lo Spirito Santo ai suoi discepoli quando sarebbe andato al Padre. La persona di Dio, dello Spirito Santo, che abita in coloro che credono. Pertanto non invidiare ciò che umanamente è invidiabile, perché abbiamo ricevuto tanto da Dio stesso. Ma non è tutto scontato e che evidentemente richiede lavoro. Immaginate una casa vuota. Chi ha avuto una casa, prima l'ha costruita e poi l'ha riempita? Diversi di voi avete sperimentato questo. Quelle stanze sembrano così grandi, addirittura quando parliamo dentro quelle stanze c'è un grande eco, no? E poi quando incominciamo a riempire quelle stanze, pian piano quella casa diventa anche piccolina, no? Quindi immaginate una casa vuota e che per abitarla bisogna necessariamente arredarla, ha bisogno di mobili, arredi che riempiono quelle stanze, le rendono funzionali. Ogni stanza ha la sua funzione, la cucina, la camera da letto, il bagno, lo studio. Allora, come arredare, come riempire? E l'autore ce lo dice ai versetti 3 e 4. E lui ci dirà così: la casa si costruisce con la saggezza. Quindi immaginate questa casa che è stata costruita col cemento armato, con il ferro, con i mattoni, con tutte le strutture portanti. Ci sta dicendo che la casa si costruisce con la saggezza e si rende stabile. Infatti ci sono delle fondamenta più o meno profonde in base ai piani che abbiamo sopra, e si rende stabile con la prudenza. Cioè ci sta dicendo, si fa così. Questo è il modo per edificare. E poi dice, mediante la scienza, quindi la conoscenza, se ne riempiono le stanze di ogni specie di beni preziosi e gradevoli. Allora, se il Signore ha riempito ciò che era vuoto, perché la terra com'era? Vuota e informe. Lo puoi fare anche tu. Anche tu puoi riempire ciò che è vuoto. Quando noi ci relazioniamo con qualcuno, possiamo riempire quella stanza. E lo ha già fatto la donna di Proverbi 31. Chi la ricorderà? Abbiamo superato da poco l'8 marzo e in qualche modo abbiamo ricordato il mondo donna, con un fiore, con una poesia, forse con un detto, ma anche la parola ci ricorda della donna. Proverbi 31, versetti 27 a 29. Ella, dirà l'autore, sorveglia l'andamento della sua casa e non mangia il pane di pigrizia. I suoi figli si alzano e la proclamano beata, e suo marito la loda dicendo: molte donne si sono comportate da virtuose, ma tu le superi tutte. A volte ci mancano parole che lodano una donna in casa, e a volte mancano parole di beatitudine a chi sorveglia la casa e realizza ciò che serve. Allora, laddove c'è ancora possibile, laddove è ancora realizzabile, laddove si possa ancora dire o fare qualcosa, impariamo a costruire, stabilire, riempire le nostre relazioni, le nostre stanze, che siano in famiglia, che siano in chiesa, che siano altrove. E dice l'autore che sono cose preziose, gradevoli. È un conto avere qualcosa di gradevole in una stanza, è un conto, a volte qualche volta ho sentito dire: ma quella cosa non mi piace più, la vorrei togliere. Però quando quella stanza ha cose gradevoli, ha cose preziose, è bello starci dentro. E così sono le nostre relazioni. E poi c'è un altro elemento che scaturisce dai versetti 5 a 6. L'uomo saggio è pieno di forza. Chi ha scienza accresce la sua potenza. Infatti con sagge direttive potrai condurre bene la guerra, e la vittoria sta nel gran numero dei consiglieri. Altre 3 parole chiavi.
forza, potenza, vittoria. La saggezza fornisce forza e offre direttive, infine porta alla vittoria. Sembrano termini applicabili ad una battaglia che richiede forza, strategia, direttive precise, pluralità, un gran numero di consiglieri. Quando si fa una battaglia ci sono tante persone che si mettono intorno a un tavolo, non so se avete mai visto, non è bello fare la guerra, ma abbiamo visto queste scene e si fa proprio uno studio su un tavolo delle strategie, di come deve avvenire l'attacco. Ma basta una prova nella nostra vita che entriamo in una battaglia e quella non la pianifichiamo, la subiamo in qualche modo. Una prova nella nostra vita è di fatto una grande battaglia. Si è fiaccati, disorientati. Avrai consiglieri che ti aiuteranno, altri che ti affonderanno. Alcuni asciugano le tue lacrime, altri che ti faranno piangere. E questa mi sembra un po' la storia di Giobbe. Quando sono persone che ti sono anche vicine. Si sguaina la Bibbia e si trovano tutte le possibili soluzioni per offrirti risposte alla tua prova, come hanno fatto quei famosi consiglieri di Giobbe. E invece Dio magari rimane in silenzio, non ti dice più niente. Piuttosto imparare a convivere con il nostro dolore e con la mancanza di risposte. C'è questa tensione tra un Dio che non parla e tu che non hai risposte. Ci possiamo rattristare e nello stesso tempo avere fiducia in Dio. Così si diventa saggi anche quando gli altri non lo sono. Piuttosto prendiamo spunto da coloro che ci hanno preceduto, dai padri della Chiesa, dai profeti, dagli uomini che Dio ha scelto affinché lo servissero. E allora quali sono i migliori consiglieri nostri? Oltre tutte quelle persone che ci fanno del bene ogni giorno. Andiamo a leggere da 1 Corinzi 10, 11, 12. Ora queste cose avvennero loro, pensate, dice Paolo, per servire da esempio e sono state scritte per ammonire noi, che ci troviamo nella fase conclusiva delle epoche. Pensate, noi siamo nella fase conclusiva delle epoche, siamo al finale della storia. E così tutto quello che è stato narrato, scritto, rivelato, è per il nostro ammaestramento. Perché possiamo dire, caspita, è accaduto a loro, cosa posso imparare? Cosa posso imparare dai loro fallimenti? Ma anche cosa posso imparare dalle loro vittorie. Perciò quelli che ci hanno preceduto non hanno tutto quello che abbiamo noi oggi. Abbiamo lo Spirito Santo, abbiamo la parola del Signore, questa esperienza. E poi abbiamo anche i fratelli, abbiamo gli amici, abbiamo le persone che stimiamo. La storia ci dice che è maestra di vita, ma si dice anche spesso che non si impara nulla da questa maestra, ovvero si dimentica facilmente. Ebbene, ciò che è scritto nella parola del Signore è un'occasione di confronto perché abbiamo a che fare con un Dio immutabile. È questo che ci identifica con il passato, con la storia, perché Dio rimane lo stesso. E così, nello stesso modo come ha manifestato la sua grazia, la sua potenza, anche la sua giustizia, sì, in qualche modo possiamo attingere a questo Dio immutabile, che non cambia, agisce sempre nello stesso modo, non segue le epoche, potendo trovare molta similitudine in coloro che ci hanno preceduti, che non erano marziani, erano uomini e donne come noi. E la Bibbia, la grandezza e la bellezza di questo libro è che ci fa vedere le cose come stanno, non nasconde nulla, non è un libro ideale, è un libro vero. Come si sono comportati in quella precisa circostanza? Si può scorgere sia la loro umanità, perché è giusto dirlo, come anche la forza, la potenza e la relativa vittoria che hanno sperimentato. Ebrei 11. Ogni volta che si sono mostrati con queste caratteristiche hanno solo imitato il carattere di Dio
e hanno seguito le sue indicazioni, potendo riempire le stanze delle loro vite con materiale prezioso, oppure lasciare quelle stanze solo vuote, dove quando entri rimbomba solo la voce, non hai un posto dove sederti. Il consigliere è una parola così potente da metterci sempre nella condizione di trovare una via d'uscita. Solo Giuda Iscariota non ha voluto incontrare lo sguardo di Gesù, scegliendo il suicidio. Per tutte le altre situazioni c'è una via d'uscita. C'è una possibilità. Altri consiglieri o altri consigli provengono dalla persona dello Spirito Santo, che è stato dato come guida in tutta la verità, Matteo capitolo 10, 19 e 20. Ma quando vi metteranno nelle loro mani, non preoccupatevi di come parlerete o di quello che dovrete dire, perché in quel momento stesso vi sarà dato ciò che dovrete dire, poiché non siete voi che parlate, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Qui siamo in un contesto di persecuzione, perché dice quando vi metteranno nelle loro mani, ma anche in altri contesti possiamo contare su una parola da dire. Può essere una parola ricca di amore e di verità, di comprensione, o una parola che può offrire direzione in situazioni difficili. Infatti, versetto 6 è scritto proprio così: con sagge direttive potrai condurre bene la guerra, e la vittoria sta nel gran numero dei consiglieri. Altra opportunità è quella della comunità. La coppia stessa è comunità. Marito-moglie è comunità. La Chiesa è comunità. La famiglia è comunità. Seconda Corinzi 7, 6, 7. Ma Dio che consola gli afflitti ci consolò con l'arrivo di Tito, e non soltanto con il suo arrivo, ma anche con la consolazione da lui ricevuta in mezzo a voi. Egli ci ha raccontato il vostro vivo desiderio di vedermi, il vostro pianto, la vostra premura per me, così mi sono più che mai rallegrato. Pertanto afferriamoci a quei Tito che incontriamo per la strada della nostra vita, afferriamoci, abbracciamoli. Qualcuno è anche scritto bacialo, immagino, perché nel bacio si esprimono tanti sentimenti, la stima, l'affetto. Quando incontrerai Tito, abbraccialo, stimalo. È Dio che consola, ma nello stesso tempo siamo consolati da quelle persone che Dio usa per i suoi scopi. Questa è anche una grande occasione per riempire quei silenzi. È vero? Prima abbiamo parlato di silenzi, i silenzi di Dio, e a volte quei silenzi sono riempiti da dei Tito che incontriamo sul nostro cammino. Quindi, ritornando al versetto 1, non invidiamo i malvagi. Vi ricordate come siamo partiti? Piuttosto doniamo ciò che abbiamo, potendo alleggerire il peso di chi è nella distretta. Versetto 7, la saggezza è troppo in alto per lo stolto. Egli non apre mai la bocca alla porta della città. Cosa potrai dire alla porta della città? Questa è una domanda. Cosa potrai dire alla porta della città? Adesso vi dico qualcosa che accadeva alla porta della città. Dio ti qualifica per essere nei luoghi, nelle circostanze, per costruire e riempire ciò che manca a qualcuno. La porta della città era il luogo in cui un governatore, un profeta, perfino Gesù è stato davanti a quelle porte per guarire i malati, liberare uomini e donne da spiriti malvagi. L'unico che non può stare davanti a quella porta è lo stolto. E sapete chi è lo stolto? È uno che nega Dio perché non avrà nulla da dire e nulla da dare in termini di relazione con Dio. Non potrà mai dirti l'esperienza, non potrà mai dirti qualcosa della parola. Guarda che ricordo questo versetto
questa esperienza la condivido con te, non avrà nulla da dire, non potrà liberare nessuno, non potrà guarire nessuno, così come ha fatto Gesù, così come hanno fatto gli altri. Possiamo anche fare di più che parlare con saggezza, ma anche agire con saggezza. Riceviamo anche indicazioni nelle circostanze in cui siamo fragili. E questo è un aspetto della nostra vita che prima o poi sarà così. Saremo in quella circostanza, saremo in quella fragilità. E guardate cosa ci dice il testo, versetto 10. Se ti scoraggi nel giorno dell'avversità, la tua forza è poca. Anzi, lo ripeto, se ti scoraggi nel giorno dell'avversità, la tua forza è poca. E se siamo onesti, a meno che non viviamo un cristianesimo idealizzato, ove la poca forza è anche una vergogna o poca spiritualità. Se sei poco forte, se sei debole significa che non sei spirituale abbastanza. Allora capita che ti scoraggerai nel giorno dell'avversità e la tua forza sarà poca. La Bibbia è onesta, ti dice come sarai quando sarai scoraggiato. Sarai con poca forza e non illuderti che sarà così. Ma proprio quando prendi coscienza della situazione di debolezza sarà il momento in cui lotti, ti sforzi per ritrovarla. È proprio quando prendiamo coscienza che siamo deboli che qualcosa accade nella nostra vita. Nella nostra vita è un po' come quando arriva l'acqua in un pozzo. Finalmente, spesso da noi c'è molta siccità nei mesi di luglio e agosto in Abruzzo. Papà ha un pozzo di so quanti metri profondo e ogni tanto dice adesso non possiamo fare più niente perché non c'è più acqua. Dobbiamo aspettare un po' perché la pompa non riesce più a prendere quella poca acqua che è rimasta. Ma alla prima pioggia quel pozzo ritorna ad essere vivo e ricco di acqua. Il giorno dell'avversità è un giorno di verifica, non è un giorno di condanna come alcuni pensano, dove ciò che sappiamo si scontra con ciò che viviamo. Questo è. Conosco delle cose e incontro delle cose, delle situazioni. Come le metto insieme le mie convinzioni con quello che sto vivendo? Qui c'è proprio una vera tensione. La nostra idea di Dio potrebbe cambiare, proprio perché siamo nell'avversità. I silenzi di Dio diventano assurdi e incomprensibili. Nel giorno dell'avversità la tua forza sarà poca e dovrai fare qualcosa. E proprio quando sei nella distretta, proprio quando sei nella parte più debole di te, che in qualche modo succede qualcosa. Puoi essere d'aiuto per sostenere gli altri. Versetti 11 e 12 ho trovato questo tipo di spiegazione. Libera quelli che sono condotti a morte e salva quelli che vacillando vanno al supplizio. Se dici, ma noi non ne sapevamo nulla, colui che pesa i cuori non lo vede forse? Colui che veglia su di te non lo sarà forse? E non renderà egli a ciascuno secondo le sue opere? Allora un modo per dirci di guardarci intorno. Non viviamo esclusivamente per noi stessi, avvicinandoci agli altri con quella delicatezza, con quella sensibilità, forse perché possiamo capire il loro dolore, perché anche noi stiamo vivendo una situazione simile. E allora anche il nostro modo di parlare, di agire, è proporzionato, possiamo dire così, ai loro bisogni. Come si fa a liberare coloro che sono condotti a morte, mi sono chiesto, o come si può salvare qualcuno che va al supplizio, che significa letteralmente condannato a pene corporali o torture? Non sappiamo fino in fondo cosa voleva dire l'autore, sicuramente, ma possiamo azzardare delle idee. Intanto agire in termini di prevenzione, prima che accadano certe cose, certi eventi. A quei tempi scaturivano dall'applicazione della giustizia per i malfattori. 2 ladroni intorno a Gesù ci dicono che quelli erano dei criminali, degli assassini, stavano lì e avevano la loro giusta condanna.
La morte di fatto è assenza di un battito vitale, mancanza di respiro, di battito cardiaco. Cessa una relazione. Ci dice questo la morte, che cessa una relazione e si entra in un lutto. Si crea una separazione. Le torture invece corporali riferiscono ad una vita umiliata, negata, violata. Allora significa prendere ogni possibile iniziativa per poter dire a qualcuno: stai attento, fai attenzione, proteggiti, fatti aiutare. Perfino Giuda Iscariota poteva salvarsi se avesse chiesto aiuto. Nessuno è perduto, neanche Caino si è perduto, è stato disperso, allontanato, ma non è stato condannato per il suo omicidio. Di fatto Giuda ha rifiutato l'incontro con lo sguardo di Gesù, come invece ha fatto Pietro più volte, potendo piangere davanti ai suoi fallimenti. Allora significa essere prossimi a chi non sta più vivendo come dovrebbe vivere e godere della sua vita. E basta guardare le persone nel viso per trovare il loro dolore, per incontrare il loro dolore, il loro smarrimento, le loro negazioni. Se quel comportamento è sciocco, se quello stile di vita porta ad un'alienazione alla vita, allora liberala e salva, fai qualcosa. Non è affar mio, potremmo dire, di fatto lo è. Allora versetto 12 dice proprio così: se dici ma noi non ne sapevamo nulla, come se non saperlo significa avere una giustificazione. Colui che pesa i cuori, non lo vede forse? Colui che veglia su di te non lo sa forse e non renderà egli a ciascuno secondo le sue opere? Allora qui l'autore ci sta dicendo solo questo: se vedi qualcosa che non va, che potrebbe essere di aiuto, allora agisci, fai qualcosa, per quello che puoi. Non dobbiamo essere dei super woman o dei superman, ma fai quello che puoi. Per quanto possa essere difficile contestualizzarlo, significa garantire continuamente una presenza, applicare un monitoraggio per solo poter dire qualcosa di utile, di significativo, per riportare alla vita colui o colei che non sta più vivendo, forse vicino a te, forse fa parte di quelle persone che potrai seguire e curare, e solo allora potrai gustare la bontà di Dio. E qui andiamo verso la conclusione, versetto 13, 14, qui c'è un'indicazione alla persona: figlio mio. Qui c'è una relazione che l'autore fa emergere. Figlio mio, mangia il miele perché è buono, un favo di miele perché sarà dolce al tuo palato, così conosci la saggezza per il tuo bene, e se la trovi c'è un avvenire e la tua speranza non sarà delusa. Possiamo dare questo titolo: un albero della vita da imitare. Così adesso immaginiamo di stare nel giardino. Un albero della vita da imitare, direi così come era nel principio. Dio ci ha programmati per trovare attraente la giustizia, la saggezza, che, come è scritto, è per il nostro bene e non solo. Quando il messaggio del Vangelo raggiunge le nostre vite, diventa uno strumento che ci permette di farlo traboccare e di gustare la sua bontà. Ecco il miele. Uno degli aspetti che intercettiamo dall'amore di Dio è quello di un amore incondizionato. Spesso abbiamo detto questa cosa, senza condizioni. Ti amo a prescindere. Come lo è anche l'amore materno. Pensate, che ama quel feto, non sa che cosa sarà, però lo ama già. E poi lo ama anche chiaramente quando verrà alla luce. Quel feto, quel bambino non ha fatto nulla per meritarsi quell'affetto. Ecco perché si dice che è un amore incondizionato. E questo è l'amore materno. Bene, Dio ci ha amati attraverso un amore materno. Ama prima ciò che nel suo grembo la donna. L'aspetto più significativo che una madre realizza, instilla nel bambino, è anche un amore per la vita.
come poter far percepire al bambino è bello essere vivi. Non solo ti amo, ma vorrei che tu imparassi a goderti della vita che in qualche modo stai incontrando, che stai affrontando. Io provvederò a darti il latte e il miele, io ti darò il nutrimento, l'istruzione, ma vorrei tanto da parte mia che tu amassi questa vita. Questo è quello che fa una madre. Allora la storia biblica narra proprio l'aspetto della creazione del mondo, quindi anche dell'uomo, ma Dio va oltre, dichiara che ogni cosa che fa è buona, affinché l'uomo e la donna possa essere come quel bambino, equipaggiato da un amore per la vita. Ora vi porto, in qualche modo, da Giosuè. Vi porto virtualmente all'inizio del ministero di Giosuè. Andiamo al capitolo 5, versetto 6. Infatti i figli di Israele avevano camminato per 40 anni nel deserto, finché tutta la nazione, cioè tutti gli uomini di guerra che erano usciti dall'Egitto, furono distrutti, perché non avevano ubbidito alla voce del Signore. Sembra tutto il riepilogo della storia fin qui, ok? Il Signore aveva loro giurato che non avrebbe fatto loro vedere il paese che aveva promesso con giuramento ai loro padri di dare a noi. Paese dove scorrono, che cosa? Proprio il latte e il miele. C'è un paese dove scorre il latte e il miele e che non avevano ancora gustato e che possiamo dire questa sera che potresti anche gustare anche tu. Vedremo come gustare questo latte e questo miele. Quando una madre nutre il neonato con il latte, che si chiama proprio latte materno, garantisce la vita, e quando Dio promette non solo il latte ma anche il miele, allora sta offrendo anche la dolcezza della vita, l'amore per la vita e sentirsi vivi alla vita, sentirsi appagati dalla vita. Ecco perché è scritto, versetto 13, figlio mio, mangia. Non è perché ti viene il diabete, ma mangia il miele perché è buono. Cioè ama la vita. Io do la vita. Ama la vita. Un favo di miele sarà dolce al tuo palato. In un certo senso sta dicendo che anche la nostra anima ha dei sensi. Godi della saggezza di Dio solo quando la mangi. Non basta guardarla, quella saggezza, come quando attraversiamo una vetrina piena di pasticcini. Io e Salvatore ogni tanto facciamo qualche blitz, ma solo quando entriamo e acquistiamo quel pasticcino possiamo dire che quel pasticcino è buono, vero? Fino a che lo vedi fuori, puoi dire che è bello, ma quando lo gusti, allora puoi dire che è buono. E lo stesso è con Dio. Un Dio che genera la vita la rende anche felice nella relazione, tenendo conto anche delle nostre circostanze. Se la trovi, c'è un avvenire. Chi crede in me ha vita eterna, vero? Se la trovi c'è un avvenire e la tua speranza non sarà delusa. Uno degli aspetti che ricorre spesso in questo capitolo è la contrapposizione tra l'empio, che è chiamato anche stolto, con questo soggetto sconosciuto, chiamato anche figlio mio. Se per l'empio non c'è un avvenire, è scritto che la sua luce sarà spenta, l'avvenire c'è per coloro che ricevono il latte e il miele, che sono quelli che incontrano l'amore incondizionato di Dio, che sarà per loro padre e madre. Pertanto concludiamo questa sera con questi 3 versetti di azione, con questi 3 verbi di azione, di responsabilizzazione e soprattutto 3 verbi che ci parlano di una relazione. Costruisci, stabilisci, riempi. Per ciò che manca e che non c'è e che ti è stato donato per grazia da Dio stesso, che ha promesso latte e miele, in quanto ti ama e ti preserva, affinché tu sia felice di vivere, offrendoti la bontà del suo miele.
Continueremo a dialogare su questo argomento nei locali della Chiesa di Udine in via Croazia. Pertanto vi auguriamo una buona serata nelle